Questa mattina, lunedì 1° luglio, un evento abbastanza significativo a Mestre, perché c'è stato il blocco della rampa Rizzardi, la rampa tristemente famosa purtroppo per l'incidente, il tragico incidente che ha causato la morte e la caduta del bus con 22 persone in pratica una Ferrari 298 GTS del valore di ben quasi oltre 300.000 euro ha preso fuoco all'inizio della mattinata, alle ore 10 circa, quindi c'è stato il blocco della rampa e quindi il traffico venente da Venezia, da San Giuliano, è stato reinstradato all'interno di Mestre, che poi facendo il giro ha oltrepassato e quindi per fortuna non sembra che ci siano stati feriti. E sembra che il conducente della Spider, che doveva partecipare a una manifestazione sportiva verso le Dolomite, quando si è accorto che usciva del fumo si è fermato, ma purtroppo non ha potuto impedire la distruzione completa della macchina. Come potete vedere dalle immagini dei vigili del fuoco, è rimasta completamente bruciata. C'è stato l'intervento c'è stato l'intervento, porco Giuda, c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con 2 automezzi e hanno spento l'incendio. È una Ferrari, prima del cavalcavia di San Giuliano. 200.000 euro distrutte. È sull'Indipendente Online, datato 19 agosto dello scorso anno, a firma di Stefano Baudino, un articolo sulle mafie in Veneto, a seguito di una maxi inchiesta da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia contro l''ndrangheta. I tentacoli di Cosa Nostra su Venezia e 'ndrangheta nelle province di Padova e Verona, afferma l'articolo, che cita Verona come allora fulcro di infiltrazione dell''ndrangheta, punto centrale da cui il sistema si diramava nelle altre province. Sistema basato sui reati tipici della criminalità organizzata, quali racket, sequestri, rapine, truffe, violenze private, ma anche minacce e fatture false. Come cita l'articolo, menziona di operazioni punitive al fine di assicurarsi condizioni di vantaggio sul controllo del territorio e far desistere la concorrenza, con minacce a imprenditori e sindacalisti. Spesso il Veneto è stato ritenuto erroneamente, afferma il servizio, estraneo ed immune al fenomeno, ma le infiltrazioni mafiose risultano essere gravi e preoccupanti. Non è più il sistema mafioso che vedeva nella Lupara la chiave di volta, si è evoluto nella capacità di chi vuole il controllo del territorio di intrattenere rapporti d'affari con gli operatori locali, sostituendo l'intimidazione con l'avvio di interlocuzioni con professionisti, imprenditori e funzionari pubblici, cita il servizio, riportando ciò che figura nella relazione stilata dalla DIA con lo studio del primo semestre del 2022. Sembravano essere al tempo, secondo l'articolo, circa 30.000 le imprese a rischio di infiltrazione mafiosa. L'economia della nostra regione comunque è in crescita, attrae investimenti statali, regionali e privati. La vivacità economica, che vede lo sviluppo di nuove infrastrutture legate alla crescita delle aree industriali, attrae anche la criminalità organizzata, che riesce a mimetizzarsi. Veneto appetibile per le mafie, quindi, come risulta anche dall'ultimo rapporto della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, con mafiosi in giacca e cravatta capaci di fare affari, non rinunciando al lato violento e persuasivo. Si parla di droga, di riciclaggio, di capitali illeciti e reinvestiti. Nella ricerca fatta questa mattina per scrivere questi fatti e portare a riflettere sul perché mai Chioggia dovrebbe essere esente, sono capitata su un articolo. Chi parla di mafia visiti Chioggia. È un articolo vecchio del 26 novembre del 2005, collocazione temporale Giunta Guarnieri. Qualcuno di voi lo avrà letto, qualcuno lo avrà letto e dimenticato, altri come me non ne sapevano l'esistenza. L'articolo, che racconta Chioggia e i fatti di cronaca del tempo legati a vicende tragiche accadute nel mondo della pesca, termina dicendo:
Dovremo fare i gargarismi con la varechina, noi del nord, prima di parlare dell'assenza di legalità del sud, questo dopo aver parlato di Chioggia. Da allora, circa 20 anni fa, le cose sono certamente cambiate, ci sono certamente mercati, quale quello della droga, che sono aumentati, temporaneamente frenati con operazioni importanti, ma ripresi con maggior vigore di prima. I reati di microcriminalità sono bruscolini in confronto a ciò che lega la mafia, le mafie a un territorio. La riflessione sul perché mai Chioggia dovrebbe essere esente dai tentacoli mafiosi dovrebbe trovare quindi un confronto. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Questa mattina i ragazzi e le ragazze che frequentano l'estate ragazzi della parrocchia Buon Pastore di Sottomarina si sono recati in fondamenta a Caboto a trovare i vigili del fuoco. È stata un'occasione per i ragazzi per conoscere questo corpo, sempre pronto ad accorrere nelle situazioni di emergenza, dove il loro intervento è necessario e fondamentale. I ragazzi che frequentano la seconda e la terza media sono stati molto attenti, hanno seguito la spiegazione degli uomini della squadra sulle varie attrezzature, sul loro compito e la loro utilità, riuscendo anche a provarne alcune. Giunti al comando con gli accompagnatori hanno seguito le spiegazioni dal ricevimento della chiamata al 115 alla vestizione per l'intervento alla partenza dalla caserma. Per i ragazzi è stata certamente una mattinata affascinante alla scoperta di una professione importante. A Chioggia, per il momento, il corpo è formato solo da personale maschile, ma quando sarà pronta la caserma alla barca sarà adeguata anche per ammettere personale femminile, così che se anche qualche ragazza oggi in visita avrà il desiderio di cimentarsi in questa professione, potrà avere una chance di realizzarsi nella sua città. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Maria Rosa Boscolocchio, neoassessore ai trasporti, si affida a Facebook per le proprie recriminazioni contro i disagi causati da AVM-ACTV. È in un post del 29 giugno scorso che affida le sue considerazioni su 2 corse saltate della linea 1, le corse delle 15:15 e quella delle 16:15, orario da canicola in cui sono state lasciate a terra molte persone, tra cui anche molti anziani. La definisce una vergogna e minaccia denunce ferme e formali nel caso in cui qualcuno si sia sentito male. Continua nel post affermando che negli anni passati le diverse amministrazioni che si sono succedute hanno preferito tamponare il problema con continue proroghe, senza affrontare seriamente, ed oggi la situazione è davvero drammatica. Incolpa AVM-ACTV della situazione causata prima da un continuo e inarrestabile ridimensionamento dell'offerta del trasporto pubblico e poi dalla manifesta volontà dell'azienda di non voler più gestire il trasporto locale alla scadenza del contratto. L'amministrazione, afferma, ha avviato quindi una procedura emergenziale ed urgenza per trovare un nuovo operatore in sostituzione. A breve, tra le 3 offerte, verrà fatta quindi una selezione. Per programmare il servizio sono stati interpellati i soggetti interessati per un confronto. Come amministrazione si dice convinta che è necessario incrementare l'offerta delle corse dei bus urbani, in quanto questo migliorerebbe la qualità della vita dei cittadini, dei turisti e la qualità dell'aria che respiriamo. Siamo certi anche noi che un servizio migliore di trasporto pubblico locale non può che cadere a beneficio della popolazione, ma ricordiamo all'assessore che, seppur lei copra la delega da solo poche settimane,
L'amministrazione ha contatti con ACTV AUM dal suo insediamento, circa 3 anni. Non solo, si sarebbero dovuti presentare piani alternativi di trasporto con una rivisitazione delle linee e delle corse. Sono state investite somme superiori a 100.000 euro per confutare i dati di AVM e ACTV, la quale asseriva che i costi delle corse non sono sostenibili. Studi affidati a 2 importanti società di revisione, ma non se n'è fatto più nulla. L'ultima proroga del disservizio, e non del servizio, disservizio di cui l'assessore si sta lamentando, è stata comunicata da lei stessa durante uno degli ultimi consigli comunali. Di cosa stiamo parlando quindi? Si stanno solo lasciando anziani sotto la pioggia o sotto il sole, a oltre 30 gradi, sotto pensiline se ci sono, che a volte non hanno neppure una panchina dove farli sedere in attesa. Non lo sta facendo ACTV AVM da sola. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Sì, si riapre in virtù di una legge che è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e questo ci permetterà di ripartire con le trattative e di pensare quantomeno di cominciare a trattare sulle prime 9 materie che sono quelle non soggette a LEP. Presidente, non si può parlare di contenuti, però prima ha fatto un esempio, quello dell'alluvione. Allora, cosa succederebbe? Può farcelo? Guardi, ci sono le materie che sono 23 e poi le funzioni per ogni materia. Se pensiamo alla protezione civile, ad esempio, una delle funzioni, fra l'altro è una delle 9 materie che si possono trattare subito, una delle funzioni potrebbe essere quella di dare la possibilità al Presidente di Regione di essere ovviamente autorità di protezione civile, che lo è già, ma di poter fare anche le ordinanze in deroga e fare provvedimenti che oggi dobbiamo chiedere a livello nazionale. Questa è efficienza vera per dare risposte ai cittadini. Oggi Governatore una firma speciale con una penna speciale. Beh sì, ho utilizzato la penna che ho utilizzato, mi scusi il bisticcio di parole, per indire al referendum, quella firma che feci il 24 aprile 2017 per la convocazione del referendum che poi si fece il 22 ottobre 2017. Tempi comunque veloci sulla entro fine anno? Io spero di sì, nel senso che c'è tutto un cronoprogramma e un timing da rispettare e va rispettato con convocazioni anche per quanto riguarda noi della consulta regionale per l'autonomia. Dall'altro però penso che ci siano tempi per poter arrivare a fine anno per avere già una bozza di accordo. Si parte con 9 materie ma c'è un dossier pronto, il Veneto ha un dossier pronto per ognuna delle materie. Noi da sempre abbiamo realizzato dei dossier, 23 dossier, ognuno per ogni materia. Questo ci permette di poter trattare con cognizione di causa, cercando di portare una proposta di autonomia differenziata per il Veneto che sia di efficienza, di responsabilità e soprattutto che sia vicino ai cittadini e che non complichi la vita ai cittadini. Presidente, voi siete i primi, però lei ha detto chiaramente c'è bisogno che anche una regione del sud faccia richiesta. Allora, quanto lei ci crede davvero che questo possa accadere? Ma io ci credo molto, anche perché sta nell'oggetto sociale di un governatore avere più competenze per dare risposte ai propri cittadini. Guardi, noi saremmo disposti a gemellarci subito con la Regione del Sud per testare assieme questa autonomia, perché veramente la vera sfida è questa. Va vista come un'equa divisione del benessere. Ma sì, guardi, vedo dichiarazioni che ci fanno pensare che per qualcuno l'autonomia debba essere l'equa divisione del malessere. Facciamo in modo che diventi l'equa divisione del benessere, facciamo in modo che se ne vadano le diseguaglianze, facciamo in modo che la responsabilità, come diceva il Presidente Napolitano allora quando fece il referendum, sia una vera assunzione di responsabilità. Un paese efficiente dà risposte ai suoi cittadini, un paese inefficiente non risponde ai suoi cittadini. Ma guardi, come si parla di Roma Capitale non capisco per quale motivo una città che ha uno standing internazionale unico,
un museo open air il più grande al mondo, una storia che è strepitosa, 1100 anni di storia, una città che comunque è patrimonio dell'umanità, non capisco per quale motivo non debba avere un'attenzione dal punto di vista giuridico. È un'attenzione che noi chiediamo, che non si può limitare solo a rifinanziare la legge speciale, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi anche giuridicamente. Pensi solo al tema, ma questo lo possiamo vedere nell'autonomia differenziata, del rapporto con la laguna e tutte le competenze che si possono avere per quanto riguarda la laguna. Anche Venezia Capitale, quindi. Ma Venezia per noi è già capitale, lo è stata storicamente, lo è il nostro capoluogo, ma deve essere percepita non come il parco giochi, non come diciamo, la città dei turisti, ma è la città del grande standing, della grande visibilità internazionale che dà non solo a Veneto ma all'intero paese. Per le materie dell'EPO invece i tempi saranno un po' più lunghi. Sono più lunghi ma sanciti dalla legge. La legge approvata prevede che i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti entro 24 mesi e così sarà. Da quel momento in poi avremo modo di trattare anche sulle ultime 14 materie. Come si immagina l'autonomia in Veneto realizzata? Ma io me la immagino come una cosa molto efficiente, molto tranquilla e che soprattutto migliori la vita dei cittadini. Abbiamo fatto molti esempi e penso che un esempio che già abbiamo collaudato sia stato quello, non so, dell'autocertificazione in passato, piuttosto adesso si dice che si faranno i passaporti negli uffici postali. Ecco, questa è una scelta di efficienza, si delega una funzione in maniera tale che la gente non faccia più le code. Se riusciamo veramente a non complicare la vita ai cittadini sarebbe già un grande bello obiettivo. Silicon Box avete chiesto, vorrebbe chiedere che i dossier fossero resi pubblici. Ma guardi, io vedo commenti che sono fuori luogo perché i dossier non sono noti, sono vincolati da un vincolo di segretezza. Allora, noi siamo disponibili a mettere a disposizione di tutti i nostri dossier perché lo conosciamo e sappiamo quanto bene sia fatto. Il governo ci autorizzi, faccia in modo che Piemonte e Veneto rendano pubblici liberamente i dossier, dopodiché ognuno farà le sue considerazioni, ma leggere robe sulla viabilità o altre menate che leggo, vuol dire non aver letto i dossier. Grazie. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.